Varcare la soglia di Porta Botteghielle a Trapani significa ancora oggi compiere un salto nel tempo. Per ogni trapanese quel passaggio è l'ingresso monumentale alla vecchia marina. Tuttavia la memoria dei luoghi spesso sbiadisce con il passare delle generazioni. Pochi tra i trapanesi di oggi sanno che proprio nelle adiacenze di quella che oggi è la cappella votiva dedicata alla Madonna di Trapani, luogo di preghiera e memoria per chi in mare ha perso la vita, un tempo regnava il ritmo vibrante del lavoro artigiano. Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale fino ai primi anni 50, in quell'angolo di marina sorgeva un'operosa officina di fabbri. Non era una semplice bottega, ma una società solida composta da 4 maestri del ferro: i fratelli Marco e Peppino Cannamela, Antonino Ricevuto e Paolo Navetta. Quest'ultimo fu, infatti, una figura di spicco della processione dei misteri, ricoprendo la carica di console del ceto dei fabbroferrai meccanici e stagnini, quelli che oggi conosciamo come metallurgici, tra gli anni 50 e 60. Questa eredità di devozione non si è spenta neppure con la morte di Paolo. Il testimone è passato nelle mani del figlio Giuseppe Navetta, il cui nome è rimasto indissolubilmente legato alla processione dei misteri. Storico segretario del Sacro Gruppo dell'Arresto, Giuseppe ha proseguito il cammino iniziato dal padre nella devozione verso la processione dei misteri di Trapani, la tradizione più cara al cuore dei trapanesi.